Amici bellini, ci siamo quasi, mancano pochi minuti, io manca una mezz'oretta, ho visto le formazioni e siete parecchi stavolta, che l'avete inventato. Io ho voluto forzare la mano con Gulam, con Manolas e soprattutto con Lozano, e invece Gattuso stavolta niente, titolarissimissimi, e quindi andiamo a vedere, andiamo a fare lo shoutout. Se mi sono perso qualcuno è colpa di YouTube, lo dico prima, perché poi a volte quando sono stavolta moltissimi i vostri commenti e quindi può essere che qualcuno è sfuggito. Comunque in ordine sparso: Matteo Ariola, il sommo sacerdote, Filippo De Paulis, Giù Re, poi vediamo The Little Rabbit, Side, Amonra98 e Enrico Terlizzi, che il veggente. Dobbiamo dare credito e atto a Cesare quello che è di Cesare. Qua siamo a 2 punti, gli altri voi siete a 1 punto. Magari me le segno queste cose, è un giochino tra di noi e vediamo a fine anno quanti punti. L'abbiamo cominciato tardi, ma magari potrebbe essere una cosa sfiziosa per l'anno prossimo. A tra poco. Vai. Così sembra che i tifosi del Napoli sono di più. Avete toppato il logo Serie A. Lo lasciavate bianco. Ricordate com'ero fiducioso ieri nel video di ieri? Non lo sono più. Mi sto cagando sotto. Ma mi devo cambiare la maglietta, a quanto pare. Oh Gesù, aspettate un attimo. Molto meglio. Ehi! Lollino, no, tira forte, che resta sta chiacchierlamma. No. Bravo Koulibaly, bravo. Maronami. Oh Gesù! È fuori gioco, è chiaro. Polità, non te lo devo dire io, lo sanno che giochi solo col sinistro, quindi questo spazio non si crea. Fallo al contrario, una volta. Ha tirato! Bravo, buono, è una buona intensità iniziale, stiamo facendo noi e loro sono dappertutto, quindi è difficile e ci stanno costringendo a giocate di prima un po' forzate, ma che abbiamo nelle corde fondamentalmente. Ecco il fatto che vi dicevo di Ospina che lancia subito, Mertens, oh! Cazzo! Madonna santissima. Bravo Fabian. No, sei cieco completamente. Dai, ma si vedeva l'occhio nudo. Guarda come non guardano negli occhi perché sanno, perché sono in difficoltà. No, conta, tutto conta. Specialmente in questa partita qua. Noi ci ricordiamo cosa è successo all'andata e se non ci ricordiamo andiamo a vedere i video del Caffè Napoli dell'andata. E quando non ci ricordiamo riguardiamo quelli. Uno scandalo senza precedenti, proprio col VAR. Cioè, non stiamo parlando di gente, non ho visto. No, proprio col VAR comunque non date 3 rigori, uno più netto dell'altro. Anzi, uno solo dei rigori, quelli là, era in dubbio. Il calcio in testa di Callecon, che poteva essere fuori area di qualche millimetro, ma là ci voleva comunque un'espulsione. Dopodiché quello di Llorente era nettissimo e quello là di Toloi di mano ancora più netto. Andiamo avanti, perché poi noi curricolotti gli diamo le colpe che ha avuto Ancelotti eccetera, ma non ci possiamo mai dimenticare tutto quello che ci hanno tolto nel girone d'andata. Una roba che negli annali non si è mai visto, un tale accanimento. Mamma mia. Non ammonisce. Cioè, piede a martello, non ammonisci. Mamma mia. Bravo Di Lorenzo. Sei in ritardo, Maxi, sei in ritardo. Adesso non l'hai potuto ammonire perché non hai ammonito quell'altro. Questo era da giallo uguale. Qua doveri non può. Chi sei? Commentatore di Sfaccimma, chi sei? Non ti conosco. Spina. Prende sempre calci in testa Spina. Sostituisci. Non voglio rischiare. Abbiamo Meret. Cioè non è che tu hai un portiere. Un secondo portiere. No, sostituisci. Ci ricordiamo che è successo l'anno scorso. No. Vai, subito. C'hai 5 cambi. Si può fare. Maximovic che vuole pure portare la barella. Oh, guarda quella zolla di merda di Sfaccimma. Fazzoletto di zolla di Sfaccimma. Però Politano fai sempre la stessa cosa. Io mi sto cominciando ad annoiare. Politano, meno. Mertens. Lollo sì! Bravo. Fallo, dai. Politano meno, no, basta. Io ho esaurito la pazienza. Perché ce le abbiamo le alternative, capito? Cioè, puoi mettere Chiu, puoi mettere Lozano, puoi mettere Callecon. Dai! Faccim! Partita tostissima, come prevedibile. Come avevamo previsto. Però 0-0, come avevamo previsto.
Tira fuori, fuori forte. Stiamo tutti sbilanciati, lo sapevo solo io. Tutti storti. Fabian, è Fabian. Politano, mi hai rotto i coglioni, basta. Che mazza scassata, cottonito. Mamma mia, confusione totale, sono tutti impazziti adesso. Perse tutte le concezioni, la tranquillità, tutto persa. Cioè, stai togliendo Insigne e non stai togliendo Politano. Uè, cazzo. Vai, tira. Ma tira là! E alzala bene adesso! Ci troviamo di fronte a una delle sostituzioni più strane, che comunque Insigne stava giocando benissimo. Quindi noi ne parliamo, perché non è che mo Gattuso fa tutto bene. No, questa mi sembra una cagata. Koulibaly ha perso la testa. Sta facendo anche in impostazione certi passaggi della paura. Bravo Lozzi! Mario Rui si è addormentato. Buono! No, non ci credo. Allora questa è la giornata in cui non può andare niente bene. Con tutto lo specchio non è possibile. Se n'è andato. No! No, Fabian, no. Secondo tempo disastroso. E tu capisci che Lozano è praticamente l'unico in questo momento. Come è strano il calcio, perché è l'unico che c'ha lo spunto. Perché questi raddoppiano tutte le marcature, sono disumani, non possono avere tutto questo fiato. Sto pallone però! Gesù! Sì! No! Però tu devi ammonire. Cioè, capito? Non puoi abbracciare, trascinare, buttare a terra quando sei uno contro uno. Cioè, uno contro uno. Che stai praticamente, supera quell'altro e stai in porta. No, non chiama niente, è inutile. No, non pensateci nemmeno. Niente. Ah, era finita tanto tempo fa, evidentemente. O stiamo vedendo un altro canale? Vabbè, tanto non ci cambia niente. Questo evidentemente è lo Iammo che stava guardando il canale, che è andato in freve e ha tolto. E io non mi posso vedere il finale della partita perché lui è andato in freve. Ma lo capisco pure, va bene. E quindi è arrivato il momento in cui, per lo quale io mi devo fare il sangue amaro, ma per un motivo molto semplice, perché non ci sta questo 2-0. Cioè, è chiaro, vedi il secondo tempo e dici, mamma mia, sta giocando una squadra che è in preparazione atletica d'estate e un'altra che è completamente in forma. Perché questo si è visto. Cioè, primo tempo tutto a posto, con il Napoli che ha tenuto bene, ha giostrato meglio, ci sono tanti più qua sui miei nomi, le cose, iniziative non tanto pericolosi, però non abbiamo comunque fatto fare noi la partita. E poi che succede? Un po' la svolta è Fabian Ruiz perde un pallone sanguinoso a inizio secondo tempo proprio, dopodiché loro fanno il pressing folle, indiavolato, eccetera eccetera, e poi sull'azione successiva non rilancia, non spazza l'aria e lì arriva il primo gol. Vabbè. Poi si va in confusione, c'è stato un pochino lo shock del gol subito così e si prende il secondo al limite del fuorigioco, ma ce le fanno vedere, hanno tracciato la cosa così, ma va bene. Nessun cartellino perché Doveri arbitra così, tutti possono entrare come cazzo vogliono loro e si sa che una squadra che punta tutto sulla fisicità e non sulla tecnica, perché questi puntano tutto sulla velocità, sull'impatto uno contro uno. Zapata non lo butti a terra mai e quindi vanno bene loro, perché sotto questo punto di vista. Dopodiché il Napoli ha provato pure a rimettersi in carreggiata così, ma non c'erano spazi, erano 11 contro 22. Ogni volta che ti sbattevi contro due di loro, cambiavi lato, ce n'erano altri 3. Ma com'è possibile? Lungi da me, non voglio fare, le ho fatte già, le ripeto, le illazioni sull'Atalanta e su quello, ma non è perché uno va in freva e allora no, lo stanno dicendo un pochino tutti, anche gente che non ha niente a che vedere. Zeman, per esempio, non ha niente a che vedere contro l'Atalanta, oppure perché si sta giocando ha detto qualche cosa, ma purtroppo tutti lo dobbiamo pensare, visto che nei secondi tempi questi vanno a 250 all'ora. Ma questa è una parentesi. Ci mettiamo dentro anche Gattuso stavolta, perché non ho proprio capito lasciare Politano in campo e togliere Insigne, che stava facendo la sua partita, il capitano, come al solito. Un buon sacrificio, qualche proposta, non è stato brillantissimo magari come altre volte, va bene, ma Politano andava faceva faccia e muro.
Politano zerissimo, proprio male male male, sembra la solita cosa, ma già girà 3 ore che mi porto un colpo sinistra e scompaio dall'azione perché fai faccia e fronte con 3-4 di loro che sono tornati tutti indietro. E contro questa squadra qua o ti inventi qualcosa di diverso, ed era Lozano, ed è stato Lozano, incredibile a dirsi, e non mi venite a dire, non è che l'avevo pronosticato, io l'avevo auspicato, Lozano sulla destra al posto di Politano, perché questa era la partita dell'imprevedibilità, dove loro nei raddoppi e nell'ego tu non puoi fare le azioni normali, allora lo lanci in profondità, ma loro la profondità non ce l'hanno lasciata, se avete notato sono stati molto bassi, oppure ti devi inventare qualche fatto, un po' di imprevedibilità, e solo Lozano ce l'ha, solo Lozano. Poi ditemi quello che volete voi, ma dal caffè Napoli, da New York, Valerio Fluido e tutto, l'ispirazione era arrivata, poi non è che voglio atteggiarmi così, magari giocava Lozano dall'inizio e si faceva espellere, così. Cioè col senno di poi si fa facile, no, a dire le cose, ma noi l'abbiamo fatto col senno di prima, io l'avevo chiesto prima, vabbè. Comunque sono molto 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 incazzato, non so, le pagelle, sì, può essere pure che le faccio mo subito e faccio un video solo, non lo so se questa partita merita due video, mi sento male, non ero più abituato a perdere male, a perdere così, mi sento un pochino in difficoltà, sai, quella cosa come si dice, di impotenza, ecco, e quando vedo che Maksimovic non ne ha presa una con Zapata e mi sento impotente perché dici ma come Maksimovic c'è un mostro, il muro invalicabile, Zapata è stato meglio. Vabbè, mo vediamo quanto è lungo questo video, se devo fare i voti magari li faccio brevi, non lo so.